I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Clessini, Traina, Di Francesco e Nuara intervengono duramente sulle condizioni di abbandono in cui versa il quartiere Bellavista, denunciando una situazione che definiscono intollerabile sotto gli occhi di tutti. Attraverso un'interrogazione scritta rivolta all'amministrazione comunale, i consiglieri hanno chiesto un cronoprogramma dettagliato per gli interventi di pulizia, sfalcio e svernamento delle aree pubbliche, con particolare riferimento alla stagione estiva alle porte. La risposta ottenuta, spiegano i consiglieri di opposizione, è stata insoddisfacente, vagamente interlocutoria, senza date né impegni concreti. Particolare preoccupazione riguarda la villetta comunale del quartiere, da tempo in uno stato di totale degrado, con giochi rotti, rifiuti sparsi e vegetazione incolta dove dovrebbero giocare i bambini. C'è uno scenario che ricorda più di un dopoguerra che un parco pubblico. Non meno grave è la situazione della carreggiata stradale, dove da anni una buca in mezzo alla strada rappresenta un vero pericolo costante, ma è risanato nonostante le segnalazioni. L'erba cresce indisturbata e nessuno interviene. Serve un intervento urgente di ripristino e asfaltatura. Ancora una volta, concludono i consiglieri comunali, questa amministrazione si dimostra assente, incapace di ascoltare e agire. I cittadini di Bellavista meritano rispetto e interventi immediati e non risposte approssimative. Questi quanto affermato dai firmatari del comunicato stampa, che continueranno a vigilare e ad agire nelle sedi opportune anche attraverso nuove iniziative istituzionali sul territorio empedoclino.